La politica è in corso la visita di 2 giorni in Friuli Venezia Giulia del ministro agli affari regionali Enrico Costa. Stamattina in Consiglio regionale a Trieste tema centrale è stata l'autonomia nell'ambito della riforma della Costituzione. Nel pomeriggio a Udine Costa si confronterà con la questione Sappada, questione affrontata anche questa mattina. Elisabetta Zaccolo. Una lettera sul dossier Sappada, sul suo percorso verso il Friuli Venezia Giulia che si è spinto molto avanti, troppo avanti per essere fermato. A consegnarla al ministro per gli affari regionali Enrico Costa la governatrice Serracchiani in un incontro avvenuto nella sede del Consiglio regionale, presente anche il presidente Jacob. Entrambi hanno ricordato al ministro l'iter sappadino dal referendum del 2008 con il sì del 95% degli elettori al ritorno in Friuli Venezia Giulia e con l'espressione dei consigli regionali del Veneto e della nostra regione 2 anni dopo. Quest'ultimo con la posizione unanime dei consiglieri, ha sottolineato Jacob. Si deve prendere atto della volontà popolare, ha incalzato la presidente Serracchiani, che sulla questione ha annunciato di voler chiedere un incontro al sottosegretario Bressa e al ministro Boschi. La risposta del ministro Costa. Il governo in passato, io non ero ancora ministro, aveva comunque accettato anche addirittura la sede deliberante su questo provvedimento. Chiaramente questa è una materia di competenza parlamentare che dovrà essere dibattuta nella sede competente. In un convegno organizzato dal gruppo regionale dell'NCD si è discusso anche di autonomia e specialità. Massimo rispetto per il lavoro svolto dalla vostra regione, ha risposto il ministro alla presidente Serracchiani, che gli ha anche ricordato come la regione stia affrontando la riforma degli enti locali. Come giudica l'autonomia del Friuli Venezia Giulia? Io la giudico chiaramente in termini positivi, anche per come è stata affrontata, per come ha lavorato la commissione paritetica e per quelli che sono stati i passaggi posti in essere.